Nelle prossime settimane, sotto la supervisione del Ministero, i commissari lanceranno la gara internazionale per la cessione del compendio aziendale di Santa Maria di Sala, che oggi conta 250 addetti e un fatturato di oltre 21 milioni di euro. È la risposta del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a un'interrogazione sulla situazione della Speedline che, nonostante la crisi, in gran parte autoindotta, conta su un budget che prevede 157.000 ruote vendute nel 2025, con una riduzione delle perdite del 59% nel primo semestre dell'anno. In questo quadro, secondo Urso, l'azienda rappresenta ancora oggi un patrimonio di eccellenza della filiera italiana della componentistica e possiede tutte le caratteristiche per risultare attrattiva agli occhi dei futuri investitori. E per questo, continua, come Ministero auspichiamo manifestazioni di interesse da parte di investitori industriali, con un piano credibile per valorizzare il potenziale del marchio e rilanciare lo stabilimento, con il contestuale incremento delle capacità produttive e dei livelli occupazionali. In presenza di piani affidabili, il governo non farà mancare il proprio sostegno, mettendo in campo tutti gli strumenti e le risorse disponibili.